suono che lo racconta. Aspresiano è quello delle cassette che si posano a terra e delle prime voci del mattino. È il suono del mercato, ma è anche il battito del cuore. Dopo il miele delle api comunali, segno di cura e visione, oggi il racconto scende in strada, tra la gente, tra chi si conosce da sempre e chi sceglie di tornare. Ci troviamo a Visnadello, frazione di Spresiano. Quello che vedete è un antico pozzo risalente al 1767. Qui il doge Moce Enigo nel 1767 mercato fece. Sì, questo è il mercato più antico di tutta la provincia di Treviso, una bella storia tutta da raccontare dall'assessore Giovannina De Lazzari. Buongiorno Giovannina. Buongiorno. Cosa succede qui nel 1767? La popolazione ha un bisogno. Aveva un bisogno molto forte di approvvigionamento di generi, di qualsiasi genere. Le distanze erano notevoli da Treviso, da Conegliano, da Montebelluna e quindi è stata fatta una forte richiesta al Doge di istituire un mercato e questo è stato fatto. E da allora questo è cresciuto, è un mercato molto fiorente, è il più importante del nostro circondario e ancora oggi questo mercato fa il servizio che faceva all'epoca perché i piccoli negozi, i negozi di vicinato sono spariti dalla circolazione e questo è una risorsa importante per il paese. È molto frequentato, c'è una merce molto selezionata, merce di qualità, e più servizi si danno, più la gente può rimanere e vivacizzare e vivere il proprio paese. Anche perché di solito le frazioni sono sempre un po' più piccoline, così invece diciamo che tengono il passo anche con i capoluoghi, in virtù proprio del commercio. Abbiamo detto che questo mercato attira molta gente, anche però dai paesi limitrofi. Sì, senz'altro, perché è proprio il più importante della zona. E qui arrivano attraverso il territorio, sì, perché qui a Spresiano abbiamo un territorio incredibile, bellissimo, si può arrivare attraverso delle piste ciclabili, dei percorsi pedonali, dove ci sono tutti questi capitelli. Quanti ne avete qui di capitelli? Ne abbiamo 29. 29 capitelli dedicati quasi tutti alla Madonna delle Vittorie che noi vi faremo vedere nelle prossime puntate. Difatti Spresiano è anche intitolato il Paese dei Capitelli, ma adesso noi inoltriamoci in questo antico mercato per farvi vedere come il passato si fonde con il presente. Grazie. Sindaco, buongiorno. Può mancare il sindaco, il nostro sindaco al mercato di Visnadello? Assolutamente no. Direi proprio di no, anche perché io sono di Visnadello, quindi... Buongiorno. Vedo che lei ha dei fiori in mano. L'appuntamento settimanale allora qua è fisso. Qui abbiamo due sposi meravigliosi che vecchiotti 94 e 91, quindi però sono affezionati frequentatori del mercato. Tra l'altro la signora è originaria di Visnadello, per cui è nel suo luogo. Quindi le tradizioni vengono mantenute qui, sindaco, nel tempo. Ma noi li salutiamo. Arrivederci, buona passeggiata. Sindaco, qui abbiamo deciso di non dimenticare
spiegare chi siamo? Sì, qui le tradizioni vengono portate avanti, ci teniamo tantissimo, non solo nel centro di Spresiano ma anche nelle frazioni e non solo, anche nella località Calessani, dove facciamo una splendida manifestazione a luglio, perché crediamo che sia fondamentale mantenere radicato nel territorio quella che è la cultura e quella che è la storia del territorio. Non solo storia e cultura, ma anche un servizio importante, perché comunque le tradizioni, sì è vero, vengono portate avanti, ma qui c'è anche una necessità. Al giorno d'oggi come nel 1767. Assolutamente sì, storia, territorio ma anche prodotti e trovare un luogo in cui tu possa trovare un po' di tutto, no? Poi tra l'altro ricordiamoci che questi sono prodotti del territorio, spesso sono a chilometri zero e quindi abbiamo anche un certificato di qualità su quello che viene venduto. È stata fatta richiesta alla Regione di ricevere una targa che attesti la storicità di questo mercato antico. Sì, beh, credo sia questione di tempo, ecco, perché... È doveroso comunque. Assolutamente sì, di fatto stiamo parlando di 300 e passa anni di storia. In un periodo storico come questo, dove i negozi purtroppo del centro abitato sono quasi costretti a chiudere, quanto importante è mantenere vivo un mercato settimanale? Si può dire che è il vero e proprio centro della frazione, il centro commerciale della frazione? Ma assolutamente sì, anche perché comunque si fa anche tanta comunità, quindi è importante sia dal punto di vista proprio del trovare il bene di prima necessità, ma anche e soprattutto per fare comunità. Qui c'è gente che attende il giovedì proprio per fare due chiacchiere, per ritrovare gli amici, per bersi il caffè al bar e quindi diciamo che c'è un bel volano, ecco. Certo, e la fiducia qui è indispensabile. No, è assolutamente il valore aggiunto. Qui si va lo si chiama per nome il negoziante, per cui insomma. Allora noi facciamo un giro in questo mercato storico da queste persone che non sono solo commercianti, ma sono confidenti e amici di chi a loro si rivolge. Grazie Sindaco. Grazie a te. Il mestiere dell'arrotino è uno dei più antichi, ma noi non ci immaginiamo nemmeno quanto. Il signor Lino l'ha imparato ancora dal papà e lui è qui, presente in questa piazza dall'albeggiare alle 6 fino alla sera, a notte fonda. Eccolo qua il rumore dell'arrotino. Ah, signor Lino, buongiorno, buongiorno. Ciao signora. E allora com'è il mestiere dell'arrotino? È un mestiere che risale alla notte dei tempi, pensiamo le lame, le lance, ma i coltelli. Ce lo racconta questo mestiere? Il mestiere è sicuramente antico e anche più antico di quel che ognuno presume che sia antico il suo. Dalla preistoria al Medioevo, alle guerre, fino al giorno d'oggi. E tuttora, ben volentieri, E quindi, a servizio di tutti. certo, quindi ci sono dei lavori che sono, è giusto dire, eterni. Ed è un piacere essere a disposizione e sapersela cavare bene. Dai, vediamo come si fa. Grazie signor Lino. Molto A presto, gentili, a un presto. piacere immenso, ciao. Il mercato è un palcoscenico di gesti antichi, di parole dette piano, di occhi che si incontrano. Non si compra solo frutta, pesce o formaggio, si compra fiducia, si compra una parte di sé. Qui le storie si tramandano con le mani e di generazione in generazione. Il lavoro di Nini lo faceva anche il papà, lo faceva E anche il nonno. Vero? E anche la nonna, perché lavoravano anche le donne. E cosa vuol dire essere a contatto con il pubblico? Cosa vuol dire fare questo lavoro? Fare questo lavoro vuol dire sì, essere a contatto con la gente, lavorare di psicologia e anche di braccia però. L'aiuto che si danno alle clienti, alle persone che poi diventano amici. Sì, diventano amici, noi diamo un servizio molto valido che è quello della socialità e questa è una cosa che direi sarebbe da sottolineare.
è da sottolineare. È vero che tanta gente, lei ha clienti da 20-30 anni che si fidano solo di lei, che dicono da 50 anni. Da 50 anni e ti dicono Nini, dammi qualcosa che può andare ben per Sì, me. dammi che può andare ben per me. È la fiducia assoluta. Assolutamente, ma bisogna guadagnarsela però. Bisogna essere onesti, sinceri, veri, altrimenti non si va da nessuna parte. Certo. E la verità, le persone vere sono quelle che si toccano con le mani e che se qualcosa non va dici Nini, guarda, sei rotto, cosa che non può, se vieni cambia, qua che ti aiuto. che ti aiuto, cosa che non succede invece quando ti arriva un pacco a casa, ma questa è la verità. Ma questa è un'altra storia, ve la racconteremo in un altro momento. Nini, ciao, grazie. Ciao. Abbiamo portato il miele del sindaco anche in questo locale storico di Visnadello. Questa è una realtà che esiste a Visnadello da tantissimi anni, è stato sempre un negozio e un supermercato di alimentari con i tabacchi, poi cambiando il commercio sono cambiate anche le scelte che si sono fatte nel tempo. Comunque Stefano, che è la terza generazione, se non erro, di questa realtà, ha dedicato uno spazio che è molto importante a degli alimenti, sia freschi che conservati, per dare una risposta al territorio che mancava da qualche anno. E quindi un adeguamento in virtù dei tempi anche qui a Visnadello. Anche Bravo. qui a Visnadello, e noi siamo qua anche per ringraziarlo di questa scelta che ha fatto e del servizio che dà alla comunità. Qui le storie si tramandano con le mani, non c'è bisogno di spiegare troppo, un sorriso basta.